Bene, pieno fatto e siamo pronti per partire. Non aspettatevi grandi viaggi, non aspettatevi grandi trasferte, è una cosa totalmente improvvisata all'ultimo, quindi si va così. Gli ultimi giorni di ferie li facciamo così, in sella, solare fissato, no? Sì, ok, li facciamo in sella, facendo qualche passo qua e là. Sono partito molto tardi, ma pazienza, speriamo di trovare posto da qualche parte per dormire. Speravo di poter fare benzina in Slovenia, ma la moto la pensava diversamente, o meglio, colpa mia che l'ho messa via, che era prossima alla riserva. Nice. Prima tappa, Cividale del Friuli. Da queste parti dovrebbe esserci una scuola guida. Eccola qua, autoscuola cividalese, veramente in gamba, molto bravi, ve li consiglio. Ma noi non ci fermeremo a Cividale, proseguiamo verso San Pietro al Natisone, perché la nostra direzione è attualmente la Slovenia. In particolare la prima tappa sarà a Caporetto. 300 metri e siamo arrivati in Slovenia. Ed eccoci qua in Slovenia, madonna, dopo dico delle strade italiane, Dio santo. Certo, va bene che devono scolare l'acqua, ma è un pochino pericoloso, non solo per i motociclisti, ma un po' per tutti. Questa è una cosa che invidio ai sloveni, di guardrail salva motociclisti. In Italia, se non ricordo male, c'è anche la normativa che legalizzava l'installazione di queste protezioni a difesa delle fasce più deboli della strada, come motociclisti e ciclisti, ma non so se si è bloccato perché non è uscito il decreto attuativo o cosa. Fatto sta che è raro, molto raro vederli in Italia, purtroppo. E ridendo e scherzando stiamo entrando a Caporetto, Kobarid in sloveno, una città ricca di storia, con il nome altisonante per noi italiani, che sa di sconfitta, di KO tecnico su tutto il fronte per via dell'evento storico che ha segnato la prima guerra mondiale per noi italiani, ovvero la disfatta di Caporetto. Per chi non sapesse di cosa si tratta, o per chi magari non se lo ricorda bene, facciamo un piccolo riassunto molto veloce e molto sintetico, quindi non arrabbiatevi se ometto qualche dettaglio. È il 1915. L'Italia entra nella prima guerra mondiale contro l'impero austro-ungarico, dopo un patto con Francia e Inghilterra. Il fronte si stabilizza lungo le Alpi e l'Isonzo, trincee, gelo, montagne. Per 2 anni si combatte duramente, ma senza grossi spostamenti. 11 battaglie sul fiume Isonzo, migliaia di morti per pochi metri di terreno. Poi, nel 1917, i tedeschi decidono di aiutare gli austro-ungarici, e lì inizia la tempesta, Caporetto. È il 24 ottobre 1917. L'esercito austro-ungarico, aiutato dai tedeschi, lancia un attacco devastante. Gas tossici, bombardamenti mirati, truppe d'assalto rapide. Gli italiani non erano pronti. Il fronte salta in fretta. Inizia una ritirata di massa. 300.000 uomini in fuga, mezzi abbandonati, panico ovunque. Colpa di chi? Beh, i generali italiani non ne escono bene. Luigi Cadorna, comandante supremo, era duro come un sasso, ma anche rigido e fuori tempo. Punizioni severe, zero fiducia nei soldati e una strategia vecchia di 20 anni, linea fissa, nessuna difesa in profondità. Il generale Luigi Cappello, al comando del secondo esercito, sottovaluta i segnali.
Le riserve non pervenute, le comunicazioni lente come un'arma in retromarcia. D'altra parte, i tedeschi guidati da Otto von Below portano tecniche nuove, velocità, infiltrazioni, attacchi chirurgici. Gli italiani vengono travolti, ma occhio, non è stata codardia, è stata una guerra moderna contro un comando troppo vecchio. Quelli che sono caduti qui però non erano numeri, erano ragazzi, contadini, operai, studenti, mandati in trincea con scarpe rotte e fucili vecchi. Eppure hanno resistito, hanno lottato, alcuni hanno tenuto le posizioni fino all'ultimo respiro. Il loro valore non si cancella per colpa di chi stava sopra. Dopo Caporetto qualcosa cambia. Cadorna viene sostituito da Armando Diaz. Strategia nuova, fiducia ai soldati, difesa elastica. E da lì nasce la riscossa. Il Piave, Vittorio Veneto, la vittoria finale nel 1918. Oggi non dobbiamo vedere solo la disfatta, dobbiamo vedere una lezione, una storia di errori, certo, ma anche di forza, sacrificio e riscatto. I generali hanno sbagliato, ma i nostri soldati hanno tenuto duro. E grazie a loro l'Italia non è crollata. Onore a chi ha combattuto, onore a chi è caduto. E anche se la strada è in salita, noi italiani, come quei ragazzi qui a Caporetto, alla fine la portiamo a casa. Facciamo una riflessione veloce sulla Prima Guerra Mondiale. Una serie di stati già schierati l'uno contro gli altri, per colpa di un evento, fanno scatenare la Prima Guerra Mondiale e mandare il mondo in rovina. Non vi sono familiare come cosa? Certo è che la storia si ripeterà sempre e comunque, non nello stesso luogo, magari non negli stessi modi, ma si ripete sempre e comunque. E tutto questo è colpa della stupidità umana, perché nel silenzio assordante di luoghi come questo, o come anche Re di Puglia, in Friuli, che sono stati teatri di sanguinosi di guerra, di gente morta per difendere la propria patria, noi invece siamo più preoccupati a lottare contro il tempo, a lottare per avere il weekend libero, a lottare per avere la macchina più nuova, che sono veramente cose incredibilmente futili contro tutto questo, e dovrebbero farci pensare che la pace è fragile. Cambiando più o meno il discorso, ho un aneddoto per voi, rimanendo sempre sul tema motociclistico. Ci sono alcuni diari di alpini ritrovati in queste zone che parlano di gazzelle meccaniche, ed erano praticamente le motociclette riadattate per fare comunicazioni urgenti, per portare le scorte, per portare le munizioni. E sempre in questi diari si legge di queste gazzelle meccaniche che facevano più paura del loro rumore. Dopo, chiaro, c'erano anche le moto riadattate con i mitraglieri e diventavano degli incredibili mezzi che permettevano ai militari di poter raggiungere zone che erano impossibili da raggiungere da parte dei mezzi blindati o dei mezzi di fuoristrada. Comunque dai, io dubito che prima o poi l'umanità capisca veramente il valore della pace. Tutta l'umanità, non solo l'Europa, non solo gli Stati Uniti, ma tutta l'umanità dovrebbe capire il valore della pace. Ma vabbè, continuiamo con il nostro giro che è meglio.
Bene, la telecamera si è scaricata fortunatamente in un buon momento, nel senso che mi sono appena fermato per controllare un attimo la situazione, e la situazione è questa: che è partito questo dado qua e quindi adesso io sono costretto a fare una deviazione. Passerò per casa dei miei, che è la più vicina da qua, e vedrò se c'è un bullone. Bene, allora abbiamo abbastanza tamponato la situazione, nel senso che il collettore anteriore adesso ha 2 viti, perché ho rinunciato a un decollettore posteriore, visto che ai primi test mi sembra abbastanza stabile. Vabbè signori, che dirvi, prendiamo un'altra strada, andiamo a Zaga giriamo per Ucea, come loro closer 16.6, ma per i camion immagino. No beh, guarda, mancherebbe solo questa, guarda. Vabbè. Sì, traffico vietato ai camion, ok. Ok, piano, ok. Andiamo a finire in braccio agli operai qua. Bello però qua, Allora, non abbiamo combinato niente perché la vite è in pollici e quindi io non ne ho. Adesso torno rapidamente a Udine, che così vado dal mio meccanico di fiducia, Max di Number 8, consigliatissimo, è estremamente esperto, affidabile e onesto. Bene, sono le 4:30. Il check-in al lago del Fakersee, perché ero diretto lì, lo fanno entro le 6, quindi io non ce la farò mai e mai più. La notte in tenda va rimandata a data da destinarsi, quindi non sto tanto a rompervi le scatole con altre cavolate di montaggio, quello che è. Perciò ragazzi, grazie per aver visto questo video. Se vi piacciono i contenuti che sto portando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così venite aggiornati al caricamento di ogni video. Tendenzialmente cerco di farlo una domenica sì e una domenica no. Auguro a tutti un buon inizio settimana e niente, ci vediamo alla prossima.